Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, bentornati. Mi trovo in compagnia del nostro oramai carissimo professore Antonino Russo. Non lo dico soltanto io, lo dicono anche i nostri spettatori che ci seguono. E quest'oggi, ecco, faremo una carrellata di richieste di cognomi e soddisferemo un po' quelle curiosità che ci sono pervenute attraverso i nostri canali. E iniziamo subito da Zacco. Sì, Zacco deriva dal latino zaconus, per diaconus, quindi Zacco significa diacono. Il capostipite degli Zacco, evidentemente, invece di prendere l'ordinazione sacerdotale, prese in moglie una ragazza della quale si era innamorato. Capita ai preti. Sì, a volte capita. E quindi rimase col soprannome di diacono. Gianbertone. Gianbertone è facilissimo perché è l'accrescitivo di Gianberto, un nome che diventò cognome. Berto è di origine germanica, Berto, Berta, sono nomi propri di origine germanica. Selmi. Selme è interessante perché Selme è l'aferese di Anselme, aferese troncatura, e praticamente è Anselme senza Anna. Si tratta talvolta anche di erronee trascrizioni anagrafiche. Non so perché Anselme sia diventato Selme, ma o per la gnosia che noi diciamo per questo siamo noi. Pizzichi del loro corpo, Vito. Allora, Vito è anch'esso un nome di origine germanica, viene da Vitdo, che significa bosco, quindi Vito significa bosco. Bosco. Sia il nome che il cognome, così. Bosco, sì, un nome è diventato cognome. Ebbe questo nome il capostipite perché o lavorava nel bosco o viveva nel bosco, comunque aveva a che fare col bosco. Ok, Geraci. Geraci è, come Misuraca, nome di una famiglia ebraica. Ebraica, neanche a dirlo. Ma tu lo sai a memoria, sì. È il discorso. Okay. È il nome di una famiglia ebraica che mise piede a Geraci Siculo, diciamo indotta perché allora così era, che una famiglia ebraica cambiasse il proprio cognome ebraico in uno, insomma, pronunciabile e trascrivibile italiano, assunse per riconoscenza verso il paese che lo ospitava come nome di famiglia appunto il nome della città, Geraci. Quindi dice Geraci, perfetto. Cucchiara. Cucchiara è la variante siciliana di cucchiaio. È interessante immaginare, è interessante chiedersi perché un capostipite viene chiamato cucchiara. Perché amava le minestre, perché era a cucchiare tutte pignate. Può essere, diciamo. Aveva la bocca a cucchiaio, sai qual è la bocca a cucchiaio? Ah, no, quello col labbro sporgente, questa è la bocca a cucchiaio. Non si sa. Non si sa, quindi Medica. Medica, io ho un'ipotesi personale su medica. Medica non può significare, non può essere il femminile di medico, no. Semmai magari forse troncare e medicare. No. Io credo che medica sia un errore di trascrizione anagrafica, che il nome era Modica, il nome era Modica. Ah, ok. Era Modica. E che lì si rifà esattamente come Geraci, quindi dovrebbe essere era una famiglia Modica, ebraica. e quindi il cognome di una famiglia ebraica che arrivò nella città di Modica e assunse il nome della città in segno di gratitudine per esservi stata accolta. E lì da Modica poi ci fu l'errore questo di Medica. Cognome da dove viene a te? Da quella zona lì, da Ragusanio. E quindi significa è Modica. È Modica. Dell'impiegato Cataldo. Cataldo, anche questo secondo me è il nome di una famiglia ebraica. Io credo, anche questa è una mia supposizione, che si tratti di una famiglia ebraica che giunta a San Cataldo ne assunse il nome non nella sua interezza, perché sembrò eccessivo e non opportuno per una famiglia ebraica che si chiamasse anche San Cataldo, ma assunse la semplice forma di Cataldo. Questa è una mia ipotesi.
Petralito. Petralito è deriva dal greco petralitis, che significa petralese, di Petralia soprana. Quindi abitante di Petralia. Di Petralia, sì. Cammisuli. Cammisuli. Cammisuli è il plurale di cammesula, che è la variante siciliana di camiciola, dell'italiano camiciola. Cammesiedda, signora. Una camisetta. Perché fu chiamato cammisula? Perché io penso, perché era troppo ligio alla moglie. Nel senso che la moglie gli aveva messo alla camicia, ci aveva messo la camisa, come si dice, la via, come si dice a Palermo, un fareggiato, cioè praticamente gli aveva messo, c'è questa espressione anche in italiano, mettere la camicia al marito, cioè non farlo più passare in casa. Carramusa. Questo è molto interessante, molto interessante. Carramusa ha diverse varianti. Una di queste varianti, etimologicamente la più interessante, è Carnabucci, cioè Carramusa, Carnamusa, Carnamuscio, c'è tutta una serie, ma la più interessante per me dal punto di vista etimologico è Carnabucci. Deriva da un vocabolo siciliano che è il nome di una pianta. Questa pianta è il ginestrino, il trifoglio giallo. Ah, che bellino! E io penso a questo, che questo signore, in occasione di una festa forse, diciamo, si mise all'orecchio un trifoglietto giallo, un ginestrino, e per lui fu fatale. Per lui e tutta la sua discendenza. Da allora fu chiamato Ugainavush. Lavenia. Lavenia deriva dal nome latino femminile Avenia, che nasce da Avena, giusto? Avenia, semplicemente questo. Di Falco. Di Falco è semplicissimo, perché Di Falco è un patronimico del capostipite che era chiamato Falco. Falco dal latino falcus, o falco dal latino tardo falcus, perché il latino classico ha falco falconis, da cui deriva falcone. Ok, e quindi abbiamo accontentato pure anche i falconi. Abbiamo in questo caso preso 2 falconi con una fava. Però ecco, falcus, tardo latino, si è incrociato col longobardo falc, col K finale, falc. Perché il capostipite venne chiamato falco? Evidentemente gli vennero riconosciute alcune qualità del falco, la rapidità, l'acutezza della vista, diciamo così, l'acume dell'intelligenza. Ok, quindi l'essere proprio un falco. Sì, un falco. Bene, amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che le spiegazioni del nostro professore siano state più che esaustive. Io ritengo di sì. Come sempre vi esorto a inviarci le vostre curiosità ai nostri canali, che sono il sito www.lafinestrasulla.sicilia.com, la pagina di Facebook La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti, e come sempre da me e dal professore un saluto e alla prossima. Saluti affettuosi e arrivederci alla prossima.